Maggio sfastriato che per qualsiasi cosa nelle strutture pubbliche bisogna fare tanta fila e si è costretti comunque a rivolgersi a privati e pagare. Mi sono sfastriato delle troppe tasse, mi sono scocciata e l'agenzia delle entrate proprio ci ha reso la vita impossibile, ci tartassa troppo. E poi la disoccupazione giovanile. Io ho una figlia che ha fatto 3 anni nell'esercito come volontaria e dopo 3 anni è stata messa fuori a 26 anni, adesso si trova senza un lavoro e senza niente. Questi 3 anni avrebbe potuto impiegarli per fare l'università, sarebbe trovato una laurea, avrebbe potuto cercare un altro lavoro, invece niente, adesso si trova a casa e non sa cosa fare. Le strade, i servizi, tutto, tutto. Non credo più a nessuno ormai, assolutamente no. Siamo sfastrate tutto. E come si fa a scegliere di tutto? Perché comunque oggi ci stanno sfruttando. Perché? Arriva Renzi, tolgo l'IMU, tolgo l'ICI, tolgo questo e in continuazione è un morire. Per le famiglie è un morire. Tasse, ammende e quant'altro. Adesso, proprio oggi, devo andare a cercare al PRA una tassa di circolazione che sicuro l'ho pagata, però tengo il fermo amministrativo se non provvedo.